Una cordiale buona serata gentili telespettatori e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove sta per cominciare la partita tra Gruppo Calgremule e Franco Picchiapò, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A2 della Lega Calcio 8. Il numero 3 Pinelli, comunque sempre corner sulla sinistra e opportunità per il Franco Picchiapò, ancora 0-0 dopo 6 minuti qui la Stella Azzurra, cross sul primo palo, respinto, poi la rinvio capita ancora sui piedi di un giocatore che calcia, ma la squadra è tutt'altro che corta perché il Franco Picchiapò oggi in maglia rossa ha grandi difficoltà a materializzare poi la buona difesa in tentativi di partenza in attacco. Attenzione intanto a questo tiro deviato dal portiere, che è il grande punto debole da parte della squadra ospite, che adesso comunque dopo questo tiro dalla distanza deviato dal portiere avrà la possibilità di battere un calcio d'angolo sulla sinistra. Attenzione intanto al tiro, l'incredibile palo, niente di fatto per il Franco Picchiapò, che però andava a reclamare quello che sembrava un dubbio fallo di mano al limite dell'area e quindi un calcio di punizione da buona posizione. Attenzione al bianco che va a questa conclusione fuori di poco. I pericoli alla porta a difesa dal numero 1 del gruppo Calgremule, squadra in viola, che schiera appunto tra i pali Mattia Valletta. La rimessa laterale con la destra con le mani, attenzione a questo tiro alto sulla traversa, un altro intercetto, un'altra rimessa laterale sulla sinistra. L'arbitro guarda l'orologio, ci porta il fischietto alla bocca, dovrebbe fischiare veramente tra qualche istante. Questa è l'ultima azione, attenzione al tiro che diventa pericoloso, finisce sul fondo, non si sblocca qui la Stella Azzurra, ci prova ora il Franco Picchiapò con questo calcio d'angolo sulla sinistra, palla, attenzione, che termina addirittura in rete, un gol da calcio d'angolo, non riusciamo a capire se ci sia stata una deviazione. Comunque fatto sta che siamo 1-0 quando siamo al quinto minuto di gioco di questo secondo tempo. Terzo incomodo, appunto il Franco Picchiapò che salirebbe a 13, a 3 dal Tony Ponzi, a 6 da Dia Solution, ancora un intercetto da parte di Frattini che se ne va sulla sinistra, conclusione, palla sul fondo di poco a fil di palo. Picchiapò, ovvero il numero 8 Morganti, e a battere c'è il numero 11 Crielesi per la squadra di casa. Fischia l'arbitro, parte Crielesi col destro, conclusione, grande parata della portiere, che sarebbe la quarta del suo campionato, che porterebbe ovviamente questa squadra a ridosso delle prime, a 13 punti, a 3 dalla seconda, a 6 dalla prima. Attenzione a questo tiro, la grande parata del portiere, palla sul fondo, battuto per il gruppo Calgremule. Lunga verticalizzazione, ancora a cercare gli attaccanti, alla fine la prende Musu a centrocampo, un doppio rimpallo, poi Morganti scarica ancora per Musu, respinta del portiere. Angolo sulla sinistra, secondo palo, la palla attraversa tutta l'area di rigore, finisce qui. Il gruppo Calgremule viene sconfitto da Franco Picchiapò, che sale in terza posizione in classifica, 13 punti, a 3 dalla seconda, a 6 dalla prima e quindi in zona playoff.